E ritornare in questo luogo che emana storia, emana arte, emana cultura. Che emozione è oggi essere qui a Mirto? Ma io sono veramente felice perché devo dire che Giuseppe Miraudo ha fatto un lavoro straordinario e questo è l'unico museo vero del costume dove è riuscito a raccogliere tutto quello che fa parte della storia del costume e poi vedere i costumi di Donna Florio è meraviglioso, meraviglioso, veramente bello. Tutto questo cosa rappresenta e cosa potrebbe rappresentare per la Sicilia? Ma per la Sicilia è un punto di attrazione sicuramente perché chi è appassionato di costume secondo me è una tappa da non perdere e poi siciliano, questo è parte che è bellissimo anche questo piccolo borgo e quindi unisci una bella gita dove c'è una vista mozzafiato, un posto meraviglioso, il cibo meraviglioso e poi ti tuffi nella storia del costume. Cosa si prova vestendo questi abiti? Ha avuto modo lei di indossare qualcosa in passato? Beh, ti devo dire che è molto emozionante perché ci sono, a parte la bellezza dei vestiti, anche tutto quello che rappresenta, no? Tu chiudi gli occhi e cerchi di immedesimarti e di ritornare indietro con la testa quando tutto intorno si muoveva allo stesso modo, no? Oggi siamo abituati ad andare in giro in t-shirt, in jeans, una volta c'era una cultura del vestirsi che secondo me è andata un po' persa, però è rimasta nel nostro DNA italiano. La famiglia Florio, se in questo momento fosse qui, cosa direbbe secondo lei? Ma sarebbe molto felice perché comunque c'è un grande rispetto io so quanto Giuseppe Miraudo ami questo lavoro e soprattutto come sia un perfezionista, quindi lui ogni abito lo ama, ogni abito è vivo per lui, quindi rappresenta tutto quello che è un bagaglio di storia, di cultura, di emozioni, di vita vissuta e ogni abito è lì a raccontartelo, è come guardare un film. Architetto, l'emozione è alta, è ricca di soddisfazioni, quali sentimenti predominano in questo contesto? Vabbè, intanto il piacere di aver potuto fare questa mostra che per la prima volta racchiude e raccoglie vari gemelli del periodo di Florio di cui per ora si parla tanto. La mostra è stata molto curata, ha avuto dei paletti collaboratori, abbiamo avuto molti gemelli anche di fondazioni tipo La Piccolo eccetera e poi il piacere di avere Maria Grazia Cucinotta che fa da madrina a questo museo e che diciamo il fiore all'occhiello di questo museo. Vogliamo ripercorrere in pochi secondi la storia dei Florio, chi erano? Beh, i Florio erano una delle famiglie del primo Novecento più ricche e facoltose della Sicilia. La mitica Franca Florio, poi una donna glamour, una donna elegante, una donna che si serviva, è stata molto diciamo sfortunata perché ha avuto delle vicissitudini importanti, poi c'è stato un decadimento dei Florio, il fallimento, però resta sempre un'icona e un simbolo per la Sicilia. Fino a quando sarà possibile visitare questo? Sarà possibile visitarla fino a metà settembre. Oggi Maria Grazia Cucinotta qui. È una grande amica oltretutto, lei in chiave amichevole mi fa questi piaceri, ha creduto in questo museo, ci crediamo tutte e due e vediamo di portarla avanti. Spero che verrà la mostra visitata perché è molto curata. Quale invito lanciamo a tutti i nostri telespettatori in questo momento che sono in visione? Di venirla a vedere chiaramente, venite a vedere la mostra sui Florio, grazie. Sì, veramente una giornata molto importante per la nostra comunità. Noi siamo sempre propensi a fare delle iniziative di qualità e come non coinvolgere in queste iniziative una personalità importante come Maria Grazia Cucinotta che ormai è testimoniale del nostro territorio. Abbiamo visto recentemente a San Marco d'Alunzio promuovere il pescato siciliano, quindi è un'attrice, un'artista che si presta per valorizzare le nostre comunità. Oggi si parla della famiglia dei Florio, gli abiti esposti qui, una cornice da sogno, che invito possiamo lanciare? Lanciamo l'invito intanto a venire a visitare la mostra che durerà fino a settembre, quindi è un tuffo nei primi anni del Novecento, quindi dove si coniuga arte, cultura e tutta la storia della famiglia Florio, una storia di una famiglia molto importante che ha segnato veramente la storia della Sicilia.